Cari amici, ben ritrovati a Friuli in Food. Dopo la grandissima puntata che abbiamo fatto a Castello Formentini, oggi ci troviamo in un altro grandissimo locale, la Trattoria da Nando, dove fra poco Ivan ci andrà a spiegare esattamente come è nata e come si sviluppa questo grandissimo locale e specialmente il nome della trattoria, perché non è un ristorante ma bensì una trattoria. Quindi adesso andiamo a sentire l'intervista che ho fatto esattamente a Ivan. Eccoci qua di nuovo insieme a parlare della antica trattoria da Nando con un super ospite, diciamo il titolare, il signor Ivan. Buongiorno. Buongiorno Kevin. Allora, spiegaci esattamente, intanto questa è una strepitosa location, è uno strepitoso posto dove venire a mangiare. Io lo conosco principalmente per il tartufo, perché qua tu passi e gratti il tartufo come se non piovesse. Spiegaci esattamente come mai il nome di trattoria e non ristorante. Guarda Kevin, la storia arriva da lontano, no? E devo dire che i miei genitori sono arrivati in questo paese nel 1931 e da lì sono partiti, prima con il nonno e poi loro e poi noi, e quindi pensa tu, dal 1931 si sono già succedute 4 generazioni e ancora prima eravamo a Samardenchia di Pozzuolo e financo dal 1800, e quindi è una storia lunga e che parte dalle origini proprio, no? Ci siamo sempre dedicati alla ristorazione, ma una ristorazione di qualità, ma nell'ambito che voleva andare a colpire. Come posso dire? Perché trattoria? Perché mia madre faceva da mangiare per i camionisti, per gli operai, e quindi era trattoria. È nata proprio una frilunità proprio interiore. Esatto, questa sensazione, no? Mia madre che faceva le frittate, il campo di bocce, non so, la frettata coi croz, le lumache, la lepre, il salam con la jette, la civole, la strippers e queste cose. Poi facciamo parte di una civiltà rurale. Certo, Mortegliano è un paese di campagna tutto sommato importante per la Blave. Qui dietro, a 100 metri dietro le nostre spalle, c'è la latteria e noi siamo cresciuti con la latteria. Mia madre apriva molto presto la mattina perché c'erano gli operai che da Castion, da Muzzana, da queste zone andavano a lavorare da Cogolo, no? Da Cogolo, la mitica conceria che c'era qui a pochi chilometri, poi rientravano, e questo andare e venire, questa statale ha determinato un po' la storia, certo, della nostra trattoria. Quindi come sei arrivato dalla trattoria da fare frittate e salame con l'aceto a una ristorazione, diciamo, gourmet, o comunque aggiornata al 2020? Allora, guarda, il primo episodio lo ricordo, era negli metà anni 70, ero all'università e abbiamo fatto una gita, la solita gita in Francia con gli amici, Costa Azzurra, e poi siamo andati fino a Parigi e poi siamo andati nella Champagne. Vabbè, la prima esperienza che ho avuto alla Crayère Chez Boyer a Reims è stata devastante. Sono rientrato, ho detto a mia madre: qua bisogna cambiare tutto, e mia madre, con la ragionevolezza delle persone anziane, mi ha detto: certo, facciamo, cambiamo, cioè facciamo così. Però dopo ho detto: chi viene a mangiare da noi? Perché il conto sarà molto importante. Certamente. E allora ho dovuto riflettere col territorio dove mi trovo, certo, con le possibilità economiche del territorio, con la densità di abitanti che il Friuli ha, e tutte queste cose. Pian piano siamo cresciuti, devo dire che ci siamo rivolti anche a una clientela, oserei dire, Alpe Adria, cioè Slovenia, Austria, e di questo sono fiero, e sta funzionando sempre di più questa cosa. Sta funzionando sempre di più, e sempre di più dentro noi è nata il concetto che bisogna esprimere i materiali, i prodotti del territorio, proprio di un territorio molto stretto, regionale, addirittura provinciale se si può, addirittura comunale, tant'è vero che abbiamo qui in zona delle eccellenze incredibili che vanno
dalla Blave di Mortean a l'oca di Lavariano, al tartufo di Muzzana. Ecco perché questa abbondanza di tartufo, Certo. al tartufo nero delle prealpi nostre, qui il mesenterico, l'uncinatum, il vit, tutti il melanosporum, questi tartufi che hanno segnato un poco la nostra ristorazione. Ma non per un volere di opulenza o che so io, ma per presentare proprio i prodotti del territorio, strettamente del territorio. E noi stiamo specificandoci con la nostra trattoria proprio in questi prodotti. Bene, qua non ci sei solo tu ovviamente a lavorare, ma hai portato dentro la tua famiglia, quindi i tuoi figli, che sono il frutto di questa cosa qua, no? Adesso, specialmente perché Trattoria da Nando si parla di cibo, ma non solo, cioè fondamentalmente abbiamo una cantina di tutto rispetto. Beh, certamente Kevin, quello che mi onora è questo, che siamo partiti da mio padre e mia madre. La figura mia materna è stata molto molto importante perché ha determinato le scelte di questa trattoria. Poi siamo entrati in azienda, prima io e poi mio fratello, che adesso è diventato un pilastro di questa cosa, di questa azienda, e devo dire che negli ultimi 5-6 anni la parte del leone la fa anche mia figlia, che ha preso in mano un po' le redini della cosa, con l'altro mio figlio Marco, e molto molto importanti sono diventati anche i figli di Sandro. Siamo tutti soci in questa attività, i figli di Sandro, Stefano e Leonardo, e stiamo portando avanti questo lavoro familiarmente. Per noi è la sorgente di vita, non possiamo rinunciare a questa cosa, quindi la nostra azienda è la nostra famiglia e dobbiamo andare avanti per questo percorso. Tu accennavi prima alla cantina. Sì, diciamo, ecco, ma lo dico con orgoglio, siamo stati citati da alcune guide in Italia tra le 10 cantine più importanti d'Italia. Adesso che sia la 10ª, che sia la 5ª o che so io, ma è una cantina veramente importante, dove il mio intervento diretto e personale fino ad ora era anche esclusivo. Adesso devo dire che mio nipote Stefano con mio figlio Marco hanno preso in mano la cosa, la stanno portando avanti, e la stanno portando avanti con merito e con successo, perché la loro conoscenza del mondo enoico è veramente, e del mondo commerciale, perché ricordiamoci che sì, una cosa va avanti perché poi si può vendere, si può acquistare, e di questo mondo enoico commerciale diciamo esclusivo in alcuni casi, lo conoscono molto bene, lo stanno portando avanti, e devo dire che è un piacere. In più devo dirti che la nostra cantina è stata costruita apposta per contenere il vino, quindi abbiamo delle sorprese incredibili, aprendo anche delle bottiglie molto semplici, quindi con dei costi ridotti nel tempo, che però dopo anni e anni danno dei risultati incredibili e ti creano un'emozione, perché oggi, sai, aprire una bottiglia non è solo aprire una bottiglia di 30 anni, è che quando apri la bottiglia, almeno per me, apri una bottiglia di 30 anni, ripercorri la storia di questi 30 anni, no? Se vogliamo pensare alla caduta del muro di Berlino, il cambiamento della cultura, il computer che avanza sempre di più nella nostra storia, e magari quel vino era fatto con la zappa e non col computer, no? Ecco, questo. Cioè, voglio dirti, anche in cantina con la zappa in questo senso, con le cose più semplici, no? Ecco, quindi emozionante. Certamente, insomma. in questo locale si esprime tanta friulanità, no? Perché il nostro programma parla di friulanità in Friuli. Qua il piatto che ti caratterizza di più in questa trattoria di friulano qual è? Ma guarda, sicuramente unisce i prodotti del mio paese, proprio del mio paese, insieme magari a prodotti di paesi limitrofi. Non può non essere la polente Blave di Mortean, polente quinciade nel gergo ultimo, diciamo,
una polenta fatta con il montasio, fatta con il burro fuso, con la ricotta affumicata, che sono un prodotto proprio di questo paese e della latteria che sta qui alle nostre spalle, magari impreziosita con il tartufo bianco di Muzzana, con il Melanosporum delle nostre prealpi, diciamo del tartufo dello scorzone estivo, o magari del foie gras che si produce in alcune famiglie di Lavariano, che fa parte del nostro comune. Quindi non può non essere questo piatto che mi ci vede insomma immerso come cultura, come tradizione, come tutto. Ecco, grazie. Intanto, Ivan, ti ringrazio veramente per questa chiacchierata che sicuramente è stata molto interessante e spettacolare. Però adesso andiamo in cucina con il chef Luciano a vedere quale piatto lo chef della Trattoria da Nando ci ha preparato. Buongiorno a tutti, ringraziamo Kevin per la linea. Siamo quest'oggi qui con Carla Savorgnan, la chef del famoso ristorante Trattoria da Nando a Mortegliano. Siamo qui, Carla, per presentare che cosa oggi? oggi facciamo una polenta quinciade con la crema di montasio e il tartufo di Muzzana. Quindi un classico del vostro ristorante? Esattamente, sì. Uno tra i piatti più richiesti? È uno dei più richiesti e uno del più antico, perché insomma è 30 anni che facciamo questo piatto, abbiamo un po' rivisitato dietro le stagioni, adesso abbiamo il tartufo nero, quando c'è il tartufo bianco. Quindi avete delle varianti di Esattamente, questo piatto? sì, stagione per stagione. Perché voi lavorate con il prodotto friulano, ma lo interpretate a vostra maniera. Esattamente, per accontentare il sì. gusto. Sì, esatto. Benissimo, sì, ok. sì, Carla, sì. iniziamo con la preparazione. Allora, sì, noi abbiamo fatto bollire adesso l'acqua, abbiamo messo il sale grosso e sfariniamo la polenta. Che polenta stai usando? Questa qua è Blave di Mortean. Che cos'è? Spiegaci. È una farina che è qui del territorio, che viene raccolta nei campi in zona qui, che viene macinata in un consorzio qui a Mortegliano e noi la valorizziamo nel nostro Diciamo ristorante. che è un prodotto top del Friuli Venezia Giulia, la Blave di Morteano. Esatto, sì, giusto? sì, esatto. Sì, Siamo sì, riconosciuti in tutta Italia addirittura, perché insomma è un prodotto veramente di prima gamma, di prima qualità. sì. Esatto, sì. Bene. Sì. Successivamente, questo passaggio, Adesso noi la sfariniamo, dopodiché la metteremo a cucinare per 45 minuti sì. e dopo la lasciamo cucinare e poi la Che impiatteremo. proporzione usi? Ma dipende, circa ci vanno circa 500 grammi di farina per 2 litri di acqua. Benissimo. Un po' 20 grammi di sale e poi dipende se la vuoi più morbida, più tenera, più dura. Perché Dipende fai dalle... vari preparativi, fai con la polenta? Sì, esatto, Cosa avete? sì, Quali sì. altri piatti servi con questa polenta? Beh, dopo noi la lasciamo raffreddare, la sera quando ci avanza la lasciamo raffreddare, la taglieremo a fette il giorno dopo e mettiamo la piastra e la accompagniamo magari col baccalà, con le seppie o magari con un, Ma è un contorno? rombo. Diventa quasi un contorno. Sì, praticamente. esatto, sì. Mentre la polenta che abbiamo spostato, perché ha bisogno di 45 minuti di cottura, va avanti, noi adesso passiamo al secondo Passaggio, elemento, sì. al secondo passaggio per la creazione di questo piatto, che è, Carla? Adesso facciamo una crema di montasio che noi usiamo per metterla sopra. Allora noi mettiamo a bollire il latte, perché qua aggiungeremo i vari formaggi, di formaggio fresco, formaggio vecchio e ricotta fresca. Quindi adesso noi facciamo bollire il latte. Quindi tu crei con questi formaggi un equilibrio di sapori, giustamente, Esattamente, perché abbiamo sì. la ricotta che dà questa fumicatura, poi abbiamo un No, la fumicatura per un altro, ok, passaggio. la ricotta La fresca. ricotta è fresca, sì. Sì, noi allora mettiamo un po' di ricotta fresca, la mettiamo nel latte, la facciamo bollire, Andiamo con la frusta, la vai a sciogliere. esattamente, a sciogliere. Usi il tegamino di rame apposta Sì, per la questione di temperatura. sì. E poi andiamo ad aggiungere il formaggio fresco e il formaggio vecchio. Facciamo bollire qualche minuto e lo mettiamo da parte. Adesso, dopo 3-4 minuti all'incirca di cottura, dove i formaggi sono sciolti, andiamo al terzo passaggio, giusto? Esattamente, qui abbiamo Molto fatto bene. appunto la crema dei formaggi, adesso andiamo a fare il terzo passaggio che sarebbe la ricotta affumicata. Tanto la mettiamo qua. Bene. Quanti siete in cucina, Carla? E siamo in 11 ragazzi, una parte qui, una parte nell'altra cucina giù che faceva preparazione. Ricordiamoci che
Trattoria Nando non è solo ristorazione. Cosa fate? Che altri servizi offrite? Facciamo tanti catering, poi abbiamo una sala di là del ristorante che facciamo banchetti e tanti facciamo Banchetti, poi matrimoni, matrimoni, battesimi, comunione. sì, esattamente, tutti Vasta quelli. gamma sulla ristorazione, praticamente coprite tutte le richieste che vengono fatte. Esatto, sì, sì. Lavorando sempre Esatto. con prodotti comunque tipicamente friulani. Tipicamente, Questo è sì. il vostro punto di partenza. Esattamente, sì, quello che facciamo qui in ristorante viene riportato nei banchetti all'esterno o di là. Insomma. Molto bene. Adesso tu stai facendo? Adesso noi stiamo sciogliendo il burro. Bene. Poi Perché poi aggiungerai la ricotta affumicata. a ricotta affumicata, la mettiamo dentro qua, e lasciamo fondere un attimino tutto insieme. Quindi praticamente crei 2 fondute. No, qui viene sciolto così e basta. Adesso spengo e poi ricomponiamo il piatto. Successivamente abbiamo finito di sciogliere con il burro chiarificato la ricotta affumicata, adesso possiamo continuare a produrre, a completare il piatto. Il piatto, esatto, sì. Quindi Allora, adesso Carla tu metti adesso dopo 45 minuti noi abbiamo la polenta pronta, mettiamo un cucchiaio di polenta al centro, così. Allora abbiamo la crema di Montasio in in mezzo, la ricotta affumicata, quindi creiamo più sapori più sapore, esatto. e andiamo a completare con, Questo qua mettiamo il tartufo in giro, ok, che l'abbiamo tritato. E per finire ci mettiamo sopra 2 fettine di tartufo. una buona grattugiata di tartufo nero. Che meraviglia, che meraviglia. Ecco. Abbiamo un piatto friulano con una classica rivisitazione di un altro prodotto italiano famoso in tutto il mondo e vi ringraziamo. Trattoria da Nando, vi aspettiamo alla prossima puntata. Carla, è stato un piacere, ti Grazie, ringrazio. arrivederci, salve.